Ben ritrovati dalla redazione. Una barca a vela di circa 13 metri con 2 persone a bordo soccorsa dalla Capitaneria di Porto nel Golfo di Trieste. L'unità imbarcava acqua da poppa mentre si trovava in navigazione a circa 4 miglia al largo del castello di Miramare. La segnalazione è pervenuta ieri alla sala operativa della Capitaneria da un'altra barca presente in zona. Immediatamente è stata inviata sul posto la motovedetta CP881, il cui personale ha prima provveduto a recuperare l'acqua imbarcata utilizzando le proprie attrezzature di bordo per poi scortarla in sicurezza sino all'ormeggio sito nel porto di Villaggio del Pescatore. Ieri sorpresa per titolare commesso delle primizie Grow Shop al Civico 20 di Via Battisti a Trieste. Nella notte ignoti si sono intrufolati nel locale dopo aver frantumato una parte della vetrina interna che dà l'accesso al negozio e alla cassa. I ladri hanno aperto senza forzare apparentemente la saracinesca in quanto non sono presenti segni di scasso, per poi riuscire a introdursi nel negozio dopo aver spaccato la vetrata arcuata della vetrina che conteneva diverse infiorescenze di cannabis light ormai accantonato. È stata una brutta sorpresa, questo è il commento del titolare. Come ogni anno Legambiente ha assegnato le proprie bandiere per valutare i progetti sul territorio nazionale. Per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia, spicca la bandiera nera al progetto della cabinovia di Trieste, motivata dalla assenza di valutazioni strategiche in tema di mobilità sostenibile. La motivazione completa recita: per l'insistenza con cui si sostiene e si assicurano copiosi finanziamenti a un fantasmagorico e contestatissimo progetto che dal porto di Trieste dovrebbe salire sull'altipiano Carso, danneggiando un'area tutelata. I sindaci dei comuni devono avere titolo per partecipare alla discussione sui livelli dei servizi rivolti ai cittadini, tuttavia è fondamentale che evitino di entrare, come purtroppo sta accadendo, nei meccanismi di gestione delle modalità di erogazione delle prestazioni sanitarie e talvolta persino andando ben oltre le competenze esercitate direttamente dalla Regione attraverso le aziende sanitarie. Lo ha affermato a Codroipo l'assessore regionale alla salute Riccardo Riccardi, intervenendo al convegno Comuni ed aziende sanitarie per la tutela della salute dei cittadini. Secondo l'esponente della giunta regionale è necessario distinguere chiaramente tra aspettative e bisogni della popolazione, mettendo al centro le condizioni reali, lasciando alle aziende sanitarie l'autonomia gestionale, quindi la piena assunzione delle responsabilità operative. Uno sguardo alle previsioni meteorologiche: cielo poco nuvoloso su pianure, coste e variabili in montagna. Dal pomeriggio nuvolosità in aumento e sulla zona montana saranno possibili rovesci e temporali che durante la sera potranno interessare tutta la regione. Dal pomeriggio inizierà a soffiare vento moderato da sud sulla costa, temperature massime in calo. Per quanto riguarda le temperature in pianura, minime fra 13 e 16, sulla costa fra 16 e 18 gradi, le massime in pianura fra 21 e 24 e sulla costa fra 20 e 22 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA e FVG Meteo. Ed è tutto per il momento con l'informazione. Grazie per averci seguito. A più tardi.